Buon pomeriggio a tutti da Veronica Pisano, cantante folk sarda. Ecco, mi sono collegata prima che arrivi Maurizio perché voglio salutare. È caduto il giubbotto. Voglio salutare un po' di persone prima, così quando arriva Maurizio iniziamo subito. È caduto il giubbotto perché il giubbotto è enorme questo, ecco, eccoci qui. Non c'è ancora nessuno collegato, però tra poco si collegheranno in tanti oppure rivedranno il video quando gli verrà meglio, no? Voglio salutare con tanto affetto Damiano Satta che ci segue sempre, Demetrio Di Pasquale, Carlo Vasoli, Gianfranco Carboni, Fabrizio Lai, Laura Canton, Vladimir Chmierovski, Marinella S e suo marito per Riccardo Di Girolamo, Nicoletta Vitale, Gigi Nardini, Ilenia Ciccone, Silvio Cherchi, il giornalista di Radio Bonaria. A proposito, stasera pubblicherò una locandina proprio di Radio Bonaria, anzi un video, faccio un video e anche la locandina, faccio entrambi, perché tra poco inizierà, anzi c'è già una trasmissione in corso su Radio Bonaria mia e di Maurizio Gastaldi, ovviamente col giornalista Silvio Cherchi, Canzoni di Sardegna si intitola, e poi adesso in prossimità del Natale andrà in onda una bellissima puntata proprio dedicata al Natale, una bellissima puntata. E poi salutiamo Francesca Melis, Angela Melis, Ibertas, Ita Zenda. Poi salutiamo anche Antonio Natale, è un grandissimo artista che presto intervisterò, spero. Mi hanno già dato il numero, io gli ho scritto, lui non mi ha ancora risposto, però lo salutiamo calorosamente. Antonio Natale è un bravissimo artista, lui crea dei quadri con le banconote che non si utilizzano più, fuori servizio, insomma, molto molto belli, e lui è famoso in tutto il mondo. Gli ha fatto anche l'articolo La Repubblica, ho visto su internet, è proprio un artista di fama mondiale, e io lo intervisterò nel nostro canale. Io dico nel nostro perché è anche vostro questo canale, che vi siete iscritti nel nostro canale YouTube Veronica Pisano. Poi salutiamo ovviamente Christine Ruiz. Un attimo, vado a vedere il nome perché è giusto dirlo bene, perché è un nome straniero e ovviamente un po' mi sfugge la pronuncia. Christine Ruiz Cherendi, la salutiamo calorosamente e le auguriamo una pronta guarigione. Christine, guarisci presto. Bene, bene. Salutiamo anche Elisabetta Liguori e i suoi figli, ovviamente. Facciamo gli auguri di compleanno alle sue due figlie che hanno compiuto gli anni, una il giorno scorso e l'altra proprio oggi. Ecco, e adesso cerco la canzone, così quando arriverà, eccola qua, subito l'ho trovata, vuol dire che era proprio da fare. Questa canzone è molto bella, io ci tengo particolarmente
Abbiamo fatto anche un singolo con questa canzone, quando si usavano ancora i CD, no? Avevamo fatto 3.000 copie di questo CD, sono state vendute, sono molto molto soddisfatta, contenta, e continua ad andare bene questa canzone. Ha avuto molte visualizzazioni, è stata una bella soddisfazione. Bene, aspettiamo Maurizio Gastaldi, che ha perso il pullman praticamente. Dice, mi ha scritto una cosa indecifrabile, mi ha scritto 16:10 pullman, boh, non ho capito, forse aveva fretta e ha scritto così. Forse ha fatto in ritardo il pullman, voleva dire, non lo sappiamo. Ecco, è arrivato Maurizio Gastaldi. È arrivato Maurizio Gastaldi e lo accogliamo con un applauso virtuale, ovviamente. Eccolo qua, Maurizio Gastaldi è entrato. Sera. Siamo in live, Maurizio. Aspetta, io chiudi bene la porta, per favore, se riesci, altrimenti lo faccio io. Hai lasciato la sedia fuori, stamattina sono salita e ho visto la sedia fuori. Che è successo? Pensavo l'avessi portata dentro. Ieri? Sì, l'hai lasciata tutta la notte fuori. C'è. La tua roba mettila lì, ovviamente, perché siamo in diretta. Mettila nell'ingresso, Maurizio, siamo ordinati. A proposito di ordine, io ho la scrivania tutta in disordine perché ho avuto tanto da fare, e quindi praticamente ogni volta che prendevo qualcosa non la rimettevo a posto perché avevo un'altra cosa ancora da fare. Inno al Cagliari, forza Castello. E quindi adesso è proprio, c'è una catasta di roba così da mettere a posto, e lo farò perché a me il disordine non piace assolutamente. A me piace l'ordine, ma l'ordine anche, magari un altro vede disordine, io vedo ordine. Se mi spostano una cosa me ne accorgo, Che cosa fai? Sotto la chiusura, se non si vede. Sì. No, ma tanto l'inquadratura è qua. Vieni Maurizio. Forza al Cagliari, inno al Cagliari, attenzione, inno al Cagliari, non del Cagliari, non appartiene al Cagliari, appartiene a noi e la stiamo dedicando in qualità di tifosi al Cagliari. Inno al Cagliari, forza Gasteddu. Vai Maurizio! Forza Gasteddu te su coru, e su coru is quattro mormus, su scudetto aradurrai. Arziante spocis arziante al cielo, in su cielo de Gasteddu, in su cielo anda volai.
abbraccios in alto, si canta senza testa, ventulantais banderas, sciarpas su bandieroni, forza desde tutte su coro, il suo coro is quattro moros, su scudetto arato rari, aziante sbolcisanti al cielo, in su cielo de cassetto, in su cielo andavo forza desde tutte su coro, il suo coro is quattro moros, su scudetto arato rai, aziante sbolcisanti al cielo, in su cielo de cassetto, in su cielo andavo. E ringraziamo, ecco, non l'ho detto di chi è questa canzone, testo e musica di Maurizio Gastaldi, su mia ordinazione ovviamente, su- perché gliel'avevo ordinata come io. si dice? Su, Come? facciamo un termine. Su Su commissione. commissione. Ecco, gliel'avevo commissionata io. L'avevamo fatta al Cagliari Club. Abbiamo un filmato. Se guardate poi sui video. No, glielo condivido io, lo devo di nuovo perché condividere. qualcuno ha detto che quel- non era vero, no? Esatto, perché allora molte persone si intrufolano nelle cose nostre, noi ci facciamo gli affari nostri, siamo tranquilli, abbiamo il nostro canale YouTube, ci esibiamo in vari posti, non chiediamo niente a nessuno se non ai nostri amici, c'è uno scambio reciproco di amore, di odio. no, di amore, di favori Sì, è tra vero, brava. amici, ecco, e le persone invidiose stanno sempre lì a dire no, non è vero, loro, ma chi vi conosce? Ma chi vi conosce? Scusa un attimo, Maurizio, ecco qua. Che Questo è per le persone invidiose che ci criticano e che dicono fesserie. Ecco, adesso chiudo la live. Posso dire una cosa? Ecco, sentiamo Per la tua amore. intervista di Tarzenda. Ho fatto una bellissima intervista su Tarzenda e qualcuno l'ha messo in dubbio la sua veridicità. Ah, ecco. Invece l'intervista di Tarzenda è ben documentata, ha fatto una bellissima intervista, per cui non credete a tutta quella gente che ha pregiudizi. No, ma si capisce che è un'intervista che ho E fatto quindi io. andate E sul poi suo canale a vedere scusate, le bellissime interviste che fa. su WhatsApp ho a parte che ho il numero di telefono e lo salutiamo di Gino Marielli, ho il suo numero di telefono e ho tutti i messaggi della conversazione quando mi ha mandato tutto quanto, insomma, non assolutamente, ma è come se qualcuno dicesse Maurizio, Fa non finta di suonare? no, non ti chiami Maurizio Gastaldi. E tu dici, beh, vabbè, io mi chiamo Maurizio Gastaldi, ciao. Non bisogna insistere. Quando una cosa è vera, cioè, Maurizio, non c'è bisogno di insistere. Ti chiami Maurizio Gastaldi, io mi chiamo Veronica Pisano. Qual è il problema? Nessuno. A posto così e vi riprendete questo. Fatevi gli affari vostri, capito? Se non vi piace questo canale, se non vi piacciono i miei video, andate da un'altra parte, ci sono tante cose da vedere, ormai è pieno. E non per vantarmi, l'intervista che ho fatto ai Tarzenda forse è la più bella, perché io ne ho seguito varie di interviste che hanno fatto i Tarzenda, forse quella che gli ho fatto io è la più bella, quindi andate a vederla. Per questo video è tutto e ci diamo appuntamento al prossimo subito dopo, perché
adesso io voglio fare un'altra canzone, vediamo se Maurizio è d'accordo. Chiudo questa live e ne apriamo un'altra un attimino. Vorrei fare Tigheria Maria, ok? bello. Allora dopo